il 20 aprile 1924. 25 marzo 1925. Sappiamo che sa cucinare anche. Ma arrangio. Mangio tutte cose. Diciamo, l'area amazonita, non solo Geraci, diciamo, si caratterizza per l'alto tasso di longevità. A Mondate c'è Giotto. No, Perché? non può essere. Un po' è, sui scali. Casa la passa buono. E qui a Geraci si vive bene e questo è il paese dove veramente si vive a lungo. Si vive a lungo, sì, abbiamo tanti centenari e ultracentenari. La signora Angela ha festeggiato 99 anni a marzo scorso con le figlie, con i nipoti e ora si accinge a raggiungere il traguardo di 100 anni. Ed è in salute, insomma, sta benino, sì. Ora vediamo che cosa ci vuole raccontare della sua La testa vita. ha ragione giusta. La testa ragiona. A posto, a posto. Signora, cosa mangia? Qual è il piatto che preferisce? Mangio tutte cose. Diciamo, l'area amazonita, non solo Geraci, diciamo, si caratterizza per l'alto tasso di longevità e quindi è stata anche indagata dall'Università degli Studi di Palermo, da diversi dipartimenti nel corso degli anni passati e è allo studio per diventare un'area blu del pianeta. Un'area blu del pianeta appunto è quello dove il tasso di longevità della popolazione è più elevata, quindi vengono studiate un po' le cause, viene studiata un po' l'alimentazione, il lavoro, il modo, appunto quella che è la cultura della comunità per capire perché diciamo, si può raggiungere questa lunga vita. E naturalmente nei prossimi mesi speriamo di poter festeggiare i 100 anni anche della signora Angela. Sì, sicuramente il festeggiare i 100 anni, ma anche gli anni successivi è è molto una bella opportunità per l'amministrazione e soprattutto la cosa bella è uscita dal fatto che la stragrande maggioranza di questi nonnini, di queste nonnine, diciamo, ha un tenore di vita ancora abbastanza, diciamo, adeguato, nel senso che sta in buona salute, ragione, quindi riesce a svolgere un minimo di attività vitali e la stragrande maggioranza è costituita da donne. Quindi tranne un nonnino, tutte le altre centenarie e ultracentenarie sono state sempre donne. E quindi ora ci auguriamo che anche la signora Angela nei prossimi mesi possa raggiungere questo traguardo, attorniata anche dagli affetti delle figlie, insomma dei nipoti e della comunità tutta. Perché molti di questi anziani vivono direttamente dentro le proprie case, accuditi dalla famiglia, c'è ancora questo forte legame? Sì, tutti i nostri centenari hanno continuato a vivere o nelle loro case d'origine o nelle abitazioni dei figli o delle figlie, quindi c'è anche questo attaccamento, diciamo, e questa forma di mutualità da parte della famiglia che insomma si continua a prendere cura dell'anziano. Ecco. Oggi ha avuto la visita del sindaco, l'ha riconosciuto? Il sindaco l'ha riconosciuto? Sì. E allora, ci saluti a tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV, 99 anni, allora grande festa per i 100 anni. Certo, grande festa. Questa è il nipote. Vogliono fare la festa, ecco, fanno bene, quindi... Ma ci dice quando è nata? Quando è nata? 25 marzo 1925. Il prossimo anno, amici, ritorneremo qui a Geraci Siculo per festeggiare questo grande compleanno e naturalmente il sindaco ci inviterà anche per altri compleanni speciali. Certo, sicuramente ci sarà la partecipazione di Bella Sicilia, di Onda TV e sicuramente sarà una giornata molto bella per la nostra comunità. Ce la racconta qualcosa di quando era giovane? Che ci racconta? Che ci racconta? I lavori che facciamo. E che faceva? Facciamo. In campagna c'è? Ora che è in campagna. O non la via a campagna? Come non ci penso? Non ci pensa, Camore. E così è con suo marito? La macchina avevo? No, Ecco così. come? Come? Signora, lei aveva l'orto? Aveva l'orto? È un orticello piccolo.
O non la vi? O Pantano? No, E non la vi? vicino, vicino un paese.